Continua la protesta dei sindaci dell'Agrigentino dopo la manifestazione dello scorso 25 aprile per il taglio dei fondi destinati al Sud. Noi sindaci dell'Agrigentino siamo pronti a lasciare la fascia tricolore a Palazzo Chigi perché non siamo nelle condizioni, sia per mancanza di risorse finanziarie sia per mancanza di risorse umane, di portare avanti gli interventi per risollevare le sorti dei nostri territori. In passato ci siamo trovati uniti a rivendicare i diritti dei territori che governiamo, come per esempio nell'occasione delle iniziative del cosiddetto cartello sociale, contro la mancanza di investimenti nell'area della provincia che ha visto coinvolti anche la curia e i sindacati, dando anche luogo alla marcia sulla strada statale 640 che tanta eco ha avuto nella pubblica opinione. Anche oggi continua il comunicato stampa dei sindaci dell'Agrigentino, vogliamo mostrare la nostra unità e compattezza nel richiedere maggiori fondi per le aree meno sviluppate, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale dell'Italia, tra le quali rientra senza dubbio anche la provincia di Agrigento. E sempre in merito a tagli del recovery plan interviene oggi l'onorevole del PD Michele Catanzaro, che afferma come non possiamo accettare il silenzio o l'esclusione del completamento dell'anello autostradale Castelvetrano-Gela. Il parlamentare regionale a fianco dei sindaci della provincia di Agrigento, che domani, mercoledì 28 aprile, saranno a Roma per una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Chigi. Il deputato regionale del PD Michele Catanzaro continua come nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si fa espresso riferimento all'attenzione riservata dal governo al tema del riequilibrio territoriale e alla destinazione del 40% delle risorse del Mezzogiorno, dice Catanzaro. Non capiamo il motivo dell'esclusione di questa parte della Sicilia dagli interventi programmati, soprattutto in tema di infrastrutture per una mobilità sostenibile. La delusione per l'esclusione dell'anello autostradale Castelvetrano-Gela non scalfirà comunque la nostra determinazione nel continuare a tutelare le istanze del territorio, aggiunge il parlamentare Catanzaro, che domani incontrerà Chiara Braga, responsabile nazionale infrastrutture del Partito Democratico, per avviare un confronto sui temi che riguardano le carenze infrastrutturali del territorio di Agrigento e provincia. Siamo sempre più convinti che quest'opera sia il requisito indispensabile per continuare a parlare di sviluppo, servizi e attività imprenditoriali in una zona della Sicilia che vuole uscire dalla crisi e superare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria. Faremo di tutto, conclude il comunicato stampa del parlamentare del DP Catanzaro, per far valere le nostre ragioni e recuperare l'obiettivo prefissato.